God Save the Wine, ben trovati anche a Roma, siete l'abitudine di God Save the Wine e ci ha fatto molto piacere portarvi in una città che conosce bene Greve Pesa, conosce bene il Chianti Classico. E quindi prima domanda, che è quella un po' che fa gli appassionati, comincia a dire ma questa vendemmia, c'è tutta voglia di dire che è una grande vendemmia, però l'anno del Covid non si sa mai bisestire, quindi come stanno andando effettivamente nel Chianti Classico? Siamo già in fibrillazione, no? I nostri soci sono già in attesa lì alla partenza, diciamo, che gli diamo l'ok per poter iniziare la vendemmia, appunto. Credo che oggi siano arrivati i primi carrellini di Merlot, perché abbiamo iniziato appunto con il Merlot, il Sangiovese ancora presumo che dovrebbe arrivare la prossima settimana. Parlavamo con altri vostri colleghi, è più in ritardo del solito, quindi un buon segno in teoria. È un buon segno perché comunque c'è stata questa pioggia degli ultimi 10 giorni che praticamente ha allungato un attimino, perché sembrava quasi una vendemmia molto più prematura rispetto a quella che poi arresti di maturazione. Esatto. Quindi ora vediamo, io oggi non ero in azienda quindi non so i risultati, però insomma, quindi a proposito del Merlot sarà anche una parte di Merlot che poi andrà a finire nel nostro Castello di Bibbione. Che prima era solo una gran selezione, adesso è anche una gamma. Quindi abbiamo completato la gamma del Castello di Bibbione. Il Castello di Bibbione è un nostro socio storico, quindi è l'unico che all'interno della cooperativa ha il proprio nome sull'etichetta, perché tutti gli altri vini che noi abbiamo hanno nomi di fantasia, nomi storici oppure l'abbreviazione del nome Castelli del Greve Pesa, che è appunto Castelgreve. Quindi abbiamo voluto omaggiare questo location, che comunque è un castello, bellissimo, fra l'altro. Castello dell'anno 1000, appartenuto alla famiglia dei Buondelmonti, che naturalmente controllava la Val di Pesa e che poi successivamente nel 1500 fu di proprietà della famiglia Machiavelli. Pare che Niccolò Machiavelli vivesse lì nella sua residenza di caccia, esatto, e stava lì. E poi comunque Sant'Andrea in Percussina è proprio l'altro, quindi ci sta che si spostasse, esatto, e che quindi avesse lì maggior sicurezza, diciamo, per i suoi. Che beveva Machiavelli, sicuramente la più cattivo di questo, penso, con tutto il rispetto, però gli piaceva la braciola ubriaca che si faceva fare con il vino, quindi magari no, effettivamente una parte di scherzi, immagino di scoprire. Te al tuo ristorante dovresti farlo a braciola, sì, a braciola. Chiediamo a Fulvio la ricetta, chiediamo a Fulvio Prangelini la ricetta, potrebbe essere. E ecco, poi il Bibbione naturalmente è il completamento della nostra gamma, quindi il prodotto di annata, la riserva e la gran selezione. Ecco, poi un altro di completamento, c'è un altro prodotto che non ha bisogno di una vendemmia particolarmente e che può salvare, che può essere utile anche per motivi commerciali, che però in realtà va a riscoprire una vecchia tradizione come il vermouth. Il vermouth, esatto. Noi avevamo già un nostro prodotto che Moraiolo molti anni fa, che era un po' simile, diciamo, però era un po' più dolciato, si abbinava più alla frutta, tipo macedonia eccetera. Questo invece abbiamo voluto ricreare, l'idea è di un nostro cantiniere appunto che ha voluto ricercare appunto con la base nostra del Sangiovese queste botaniche, sono 16 botaniche scritte qui sulla china, cannella, fiori di sambuco. No, questo è importante perché quando noi sommelier andiamo a imparare, no? Hanno registrato la salvia sclerea, l'issopo. Il sopo è quello che serve per curare, cosa serviva anche una pianta medicinale? Ci sono anche piante medicinali e appunto lui ha fatto questa miscela che poi abbiamo portato alla distilleria, appunto distilleria Deta, che ci cura tutta la produzione e anche l'imbottigliamento, e quindi l'abbiamo inserito. Come si abbina? Pensavo vermouth, uno può fare l'aperitivo, no? Vedete, vermouth in questo caso rosso, immaginatevi il martini rosso per essere semplice. Noi proponiamo nei cocktail, quindi il Negroni potrebbe essere una sua collocazione. Fra l'altro un Negroni bello speziato. Saremo presenti anche alla Florence Cocktail Week che ci sarà a settembre, ora alla fine di settembre, e alla Tuscan Cocktail Week dal 20 al 24 di settembre. Quindi lo ritroverete in vari locali fiorentini. Salato che non sia che che ti posso dire, qui
Io lo abbino sinceramente anche a fine pasto a un dolce, a una crostata, esatto, crostata di frutta sinceramente. Qui lo vedo per un aperitivo standard con Ben ghiacciato. Esatto, noi proponiamo come diciamo un po' provocatoriamente una granita, ora non ho il ghiaccio tritato ma il ghiaccio e quindi una granita con il nostro vermouth. Prosit! Ancora estate.